Oggi faccio tutto quello che è fuori dalla mia zona di comfort. Punto dritto dritto dove sono andato in crisi più volte. Infatti sto riuscendo a perdermi. Perché ho fatto sta strada qua? Mi sento abbastanza un pirla. Qua è esattamente il posto dove sono caduto. E adesso sono stanio e devo tornare a casa. Posso condividere finalmente il perché di questo giro. Alla ricerca dell'ombra, è veramente caldo. Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Sono direzione Trieste, direzione Santa Croce, bici da strada. Oggi faccio tutto quello che è fuori dalla mia zona di comfort. Sono da solo, con in mente un giro lungo, con delle alternative, con diverse salite, ho una lunghezza più o meno impegnativa. C'è vento contro, almeno per ora. Spero che poi a rientrare sia un po' più favorevole. Oggi vediamo dove sta il limite. Allora inizio il giro e punto dritto dritto un posto dove sono andato in crisi più volte e dove sono anche caduto, quindi punto Opicina, poi probabilmente Sesana, Slovenia, e lì comincia il giro vero. Vediamo subito il primo scoglio. Qua di solito la testa già va verso cose negative. Caduta, ho anche filmato un video, se non l'avete visto, molto vecchio, uno dei video storici, ve lo lascio linkato nella icona in alto a destra. Località Prosecco Contovello. Qua si comincia a sentire il vento, siamo alti e esposti. Che poi non sono alto e esposto, sono troppo abituato a uscire in gruppo. Direzione Opicina. Aria. Ciao. Queste nuvole non promettono niente di buono. Beh, se seguite un po' questi miei racconti saprete che quando metto giù i giri un po' così senza fare bene le ricerche succede sempre qualcosa. E infatti sto riuscendo a perdermi per queste vie. Ho fatto via degli Alpini, che non avevo mai visto, via Zigo Zago, una roba del genere, e questa è via Istria. Forse qua torno già su una strada più sì, conosciuta. Ok, già meglio. Bellissimi posti, ma sto prendendo tanta di quell'aria, mi raddoppia la fatica. Allora, probabilmente sto per fare una cazzata enorme. Perché ho fatto sta strada qua? Pur sapendo che qua c'è il valico, c'è traffico, c'è lo svincolo per l'autostrada? Bastava già la località e il chilometraggio a mettermi in crisi. Non serviva anche questo. Faccio una deviazione perché di qua proprio non mi piace. Mi sento abbastanza un pirla aver buttato via questo tempo e la strada per arrivare fino al valico più grosso che c'è qua in zona. Quindi filmo questa clip per ricordarmi di fare le cose con calma,
e fatte bene. In delle situazioni, qua è esattamente il posto dove sono caduto. Capisco che volevo un po' assaggiare il limite per capire quanto contano le gambe e quanto conta la testa, così veramente un po' troppo. Ho deciso di tagliare, salire a Col, dal quale sto uscendo adesso, punto Dutovlie. Sono zone che un po' mi ricordo e un po' guardo sulla mappa mentre vado e cerco di ricongiungermi col giro che avevo in mente. Sono quindi tornato su una delle tracce alternative che avevo pensato, quindi da adesso sono tornato in carreggiata. Nell'ultima ora ho abbastanza pascolato, anche con la scusa degli errori, degli imprevisti. Adesso mi concentro di nuovo e andiamo avanti con questo giro. Che bello! Mi ricordo di averla fatta in salita questa. Non mi ricordavo fosse così bella. Che spettacolo! Che posti! Mamma mia! Bellissimo! A 40 km da casa? Forse meno? Mamma mia! Vabbè, che posto clamoroso, Copriva, mai sentito. Da qui punto Staniel, San Daniele del Carso. Potrebbe essere idealmente fra 5 km lì su. Potrei fermarmi per fare una pausa, che mi pare che c'è un bar, ci sono stato l'ultima volta con Sergio e Vania, e mi suona il telefono. Olè, che figata, che figata. L'ultima volta sono salito dal ponte su di Pava, che c'è qui sulla destra, e adesso vado dritto e salgo qua davanti a Staniel.
Ciao, buongiorno. Ciao. Grazie. Ciao. L'ultimo pezzo è troppo a rischio foratura, quindi fatto a piedi. Che figo. Anche stavolta non mi sono portato il drone e quindi commento qua sotto se volete che torni questa volta con il drone. Comunque bellissimo, non ero mai arrivato fino a su in cima, veramente figo. Si passa a destra del castello, si sale in mezzo alle case e c'è un ultimo pezzo bello pendente e poi c'è questa sezione qua sterrata che io non mi sono sentito di fare in bici da strada, anche perché se foro qua sono a 60-70 km da casa e non ho nessuna voglia di mettermi a riparare. Allora, diciamo che idealmente sono partito da Doberdò, sono andato a Opicina, Cesana, sono tornato indietro, sono passato a Storie, dov'è Dutovlie? Non lo so, comunque sono passato più o meno di qua, questi paesi, e adesso sono a Staniel e devo tornare a casa. Qui ci dovrebbe essere un baretto, ce n'è anche uno panoramico lungo la strada, ma io mi ricordavo questo e quindi vengo qua perché sono un abitudinario. China obbligatoria. Visto che non c'era salato, torta di mele. Allora, dopo una fetta di torta di mele buonissima, fra l'altro è un po' di gelato perché non volevo esagerare col mangiare, posso condividere finalmente con me del futuro, perché lo tengo come un diario questo vlog, e con voi quindi il perché di questo giro. Allora, l'idea è quest'anno allungare i chilometri, allungare i giri e fare delle esperienze un po' diverse, cioè partecipare a qualche evento un po' più lungo in termini chilometrici e di dislivello, e quindi voglio fare un po' di prove, cioè voglio arrivare pronto e voglio vivermi l'esperienza come sempre faccio, con un po' di margine, così da non arrivare proprio finito e godermela un po' e poterla raccontare. Questa è un po' l'idea. Non posso ancora andare nei dettagli dei vari eventi, a parte la Gran Fondo Matildica, che era un'occasione più unica che rara, partecipare a una... Dicevo, della Gran Fondo Matildica già sapete, perché ne ho parlato su Instagram e ho pubblicato il video anche qua su YouTube, e quella potrebbe essere anche un'occasione interessante per incontrare alcuni di voi. Di altri eventi non posso ancora parlare, però se non mi seguite ancora su Instagram lì ne parlerò in anticipo rispetto qua su YouTube, quindi link in descrizione per seguirmi su Instagram per essere aggiornati più velocemente, e saranno degli eventi o due esperienze un po' diverse rispetto al solito. Allora, sicuramente uno sarà in mountain bike, dove voglio appunto allungare le distanze facendo una cosa da solo ma non da solo, e non posso dire di più, e invece un altro sarà evento su strada, su un percorso da strada con dei segmenti sterrati, quindi se avete capito un po'
probabilmente di cosa stiamo parlando. Comunque sono 2 ore che pedalo, 63 km, 740 dislivello, scendo, direzione prossima salita. Che strada! Che strada! I calcoli sono giusti. Io adesso più avanti taglio a sinistra sulla strada dove sono già passato, perché salirò al castello di Branik, o di Branik per essere più precisi, se non sbaglio. Yes, yes. L'ultima volta ero qui con Dario dopo che avevamo fatto quel bellissimo giro con Umberto, Andrei e anche Piero. Se non avete visto il video andate a recuperarvelo. Eccoci. Sì, qui avevamo mangiato una roba al volo, taglio a sinistra, salita di Branik. Spero di aver mangiato e bevuto giusto, perché vorrei godermela sta salita. Eccoci, 6 km, 312 metri. Inizia subito cattivella. Io vengo qua sempre dopo mangiato, dai, insomma, 2 su 2. L'altra volta pizza, stavolta torta, mele e gelato. Vado in cerca dell'ombra perché è veramente caldo. Primi caldi non sono abituato. Il pezzo più duro diviso in 2 sezioni, uno molto duro e uno un po' meno duro. Ma che panorama, che posto, fighissimo. Vado a fare fatica. Eccoci. Pusher Band fortunatamente morto. C'è una sezione in falso piano, bella verde, disegnata sul ciclocomputer. Fra l'altro c'è anche un po' di vento, quindi c'è anche un minimo di refrigerio in questo caso. Poi altro pezzo duro. Allora, la salita è praticamente finita.
ma sti ultimi 2 chilometri, sto drittone sotto il sole a mezzogiorno, proprio non ci voleva. Non voglio neanche guardare i gradi perché appunto non voglio farmi influenzare. Oggi concentrato, io, la bici, mangiare, bere, il percorso, testa sulle cose importanti. Allora, sono passate 2 ore e 50, 76 km, 9,70 dislivello. Allora, l'idea mia era sforare i 1000 di dislivello sicuramente, ma restare intorno ai 120-130 km. Però fa parecchio più caldo del previsto, o meglio, sapevo che avrebbe fatto caldo, ma lo sento veramente tanto adesso. Vediamo se mi rinfresco un po' in questo pezzo, se no giro casa e chiudo la tenda. Allora, questo rientro che sto per fare adesso è tutto esposto, o meglio, è tutto sotto il sole, quindi devo un attimo cedere alla mia testa e tornare ad avvicinarmi a casa. Poi magari quando sarò tornato in Italia e nei pressi di casa, magari decido di allungare un po' e mettiamo dentro ancora qualche chilometro e una salita. ...78 km, 2 ore e 55 pedalate e 1000 metri di dislivello. Intanto comincio ad andare verso casa e poi quando sono nei paraggi decidiamo che fare. Questa strada l'avete già vista in tantissimi video perché è un classico rientro a casa dalla Slovenia. Molto bella da pedalare e panoramica, si intende. Poco traffico, molto consigliata. Andate a guardarvi il link al giro su Strava, c'è il link in descrizione. Prendetemi per pazzo, probabilmente sono solo finito e la mia capacità di valutazione è andata a farsi friggere, ma ho deciso di non rientrare, diciamo, dalla Slovenia, ma di passare subito il confine, puntare dritto alla costa, quindi San Pelagio, Santa Croce, Sistiana, sperando di trovare vento a favore in costa. Ciao. Speranza probabilmente vana, però non so perché mi è preso così. L'idea sarebbe adesso puntare dritto al mare, poi una volta che giro a destra sulla costiera trovare
trovare vento a favore, ma chi lo sa, probabilmente sarà la cavolata che metterà la ciliegina sulla torta di questo giro. Ma scopriremo nei prossimi minuti. Punto destra, Malchina Aurisina, dovrebbe esserci discesa adesso, no? A rigore di logica. Allora, sono diretto verso casa, troppo caldo per me, 32 gradi fissi da un'ora e mezza, troppo caldo da un giorno all'altro, non sono per niente abituato. Comunque posso ritenermi soddisfatto del giro, completamente da solo, mai stato a ruota di nessuno, 100 km abbondanti, 1100 metri di dislivello, molto contento. I numeri del giro ve li ho detti. Se volete andare a vedervi la traccia e altri numeri, andate in descrizione, c'è il link al giro su Strava. Non vedo l'ora di farvi sapere cosa farò nei prossimi mesi e lo scoprirete prima su Instagram, quindi se non mi seguite, seguitemi anche lì, e poi lo scoprirete su YouTube, purtroppo un po' in ritardo per questioni tecniche. Ci vediamo al prossimo giro. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Niente, chiudo qui perché preferisco tenermi un po' di margine per andare a farmi un giro in mountain bike, credo fra le valli del Natisone domani. E se non l'avete ancora fatto, quindi iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!